Io premo rec e si sentono i rumori. Amici bellini, eccoci qua. Non si dorme niente, non si molla nulla. Un po' di freschetto al mattino, qui così, ma abbiamo delle novità. Buone no. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono troppo onesti, ma rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei cari, amiche carissime e anche i passanti che saluta Guido, ma se passate iscrivetevi al canale, ma che fa? Cioè, comunque venite, se non siete iscritti, non siete iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, dove io tra l'altro posto anche contenuti esclusivi, quindi qualcosa ve lo perdete. Sono fatti vostri assolutamente. Iscrivetevi al canale, vedi, Nello Savio lo ha fatto e si becca anche il saluto come ultimo iscritto. Iscrivetevi al canale e così invece di dove scrivere Caffè Napoli su YouTube, fammi vedere Caffè Napoli che ha fatto, lo sapete anche dalle notifiche, canale Telegram, eccetera eccetera. Poi uno può lasciare il like, è una cosa di cortesia. Quando uno lo fa è carino perché arriva a più gente, perché c'è pure gente che a Napoli non mi sa proprio. Capita, sono Valerio Fruito da New York, ma qui dietro c'ho il Vesuvio, perché il Vesuvio dobbiamo averlo dentro di noi. Subito, collegamento fatto, parole di Spalletti, conferenza non sul sito ufficiale, sul canale YouTube ufficiale del Napoli. Ho cercato, riaggiornato, niente. L'hanno fatto per l'Europa League, ogni tanto lo fanno anche per il campionato, non si capisce il MO, il modus operandi del Napoli sotto questo punto di vista, però l'abbiamo ascoltata in radio, pubblicità solo finale, quindi credo di essermi perso i saluti finali, non lo so, poi mi potete far sapere voi nei commenti se mi sono perso qualche cosa. E poi abbiamo anche la lavagnetta pronta, beh, sì, con un Ambrabam noi già possiamo parlare di formazione, perché è chiaro. Allora, Spalletti, la dobbiamo un po' smettere, dice lui, perché si chiede ovviamente degli infortuni e delle cose. Lui insiste, la sua frase è per non dare alibi alle seconde linee. È chiaro, bisogna però avere quelle corse, quel cuore e quel coraggio per metterci tutto dentro all'interno della partita. Io ce li ho i giocatori, c'ho 11 giocatori che andranno in campo e 4-5 in panchina, e li vediamo anche qua. La formazione è praticamente obbligata. Questi giocatori sono in grado di fare una partita di livello contro chiunque? Sì, perché ce lo hanno dimostrato anche singolarmente di essere in grado di farlo. Ce lo devo però mettere loro, perché altrimenti se sei obbligato, se lo fai è bene, se no non lo fai. E poi questo è il discorso del volere, no? Del dimostrare, cioè le seconde linee. Se siete stati seconde linee, adesso dimostratemi che siete prime linee, e quindi fatelo. Poi ottenere quello che tu cerchi non sempre dipende da te, perché ci sono gli episodi, nell'equilibrio lo sappiamo, e quindi fa bene anche a ricordarlo Spalletti. Però almeno mi devi dimostrare che fai quella corsa in più, il recupero sulle seconde palle, eccetera eccetera. La presenza in panchina e Manolas. Domanda interessante, se non sbaglio del Corriere, non ricordo bene, ma questa è una domanda che riprende una cosa che vi avevo detto io: mancando Spalletti in panchina manca tanto del carisma, della presenza del mister, a cui i giocatori ogni tanto si possono rivolgere anche per uno sguardo, per un consiglio, per un'alluccata in testa. Spalletti in questo caso mi risponde e mi dà una conferma che insomma la sua mancanza mette in difficoltà i giocatori, come quando mancano i giocatori mettono in difficoltà lui. Spalletti si prende la responsabilità di quell'espulsione e dice poi non succederà più. Non succederà più perché non li posso più mettere in difficoltà, e quindi si prende anche la responsabilità. Ho creato io problemi alla squadra, come lo fanno loro quando lo fanno così. Quindi ancora si insiste che non vuole poi quel cartellino giallo in più. Ricordiamo i diffidati, tra cui Mario Rui, ma tanto Mario Rui non è convocato, è notizia ufficiale. Poi gli si chiede di Manolas e Spalletti dice: ma Manolas, io posso anche rispondere, ma alla fine è un rapporto tra il giocatore e la società, quindi vuol dire che roba di giarretelle che si sono rotte. Al di là di tutto, poi vedremo, perché sembra la spada di Damocle di quelli dell'ammutinamento, no? Appena poi lasciano Napoli partono multe, casi, cause, eccetera eccetera. Vedremo come si comporterà il Napoli sotto questo punto di vista. Lui dice: io sono pure contento per lui, perché alla fine se voleva andare, insomma, grande entusiasmo, così, se lui è felice sono
contento per lui ed è giusto che il giocatore non ce l'abbia, l'allenatore non ce l'abbia con il giocatore, però gli dice ma sa da fare qualcosa, giustamente il giornalista dice non possiamo rimanere con due, con Koulibaly così, e Spalletti dice il mercato è chiuso, vabbè, Spalletti, se il mercato è chiuso Manolas resta cioncato in panchina e se ne va dopo, su questo non te la posso proprio passare. Se il mercato è chiuso Manolas resta in panchina alla bisogna. Se poi il mercato è aperto, Manolas esce ufficialmente subito ed entra subito un altro. Quindi sotto questo punto di vista mi sento rassicurato che, come lo dice il giornalista, come lo dice Spalletti, come lo diciamo noi, deve entrare uno subito, ma proprio subito, perché poi non accetto, il mercato è aperto il 1 gennaio e deve arrivare subito, immediatamente non si può rimanere così. Oggi non abbiamo nemmeno più Mario Rui, di conseguenza l'eventuale emergenza, tu dici vabbè ma metto Di Lorenzo a centrale, non lo puoi fare perché ti devi giocare un Malquit a destra e uno Zanoli. Io Gulam non ce l'ho messo nemmeno, glielo chiedono, bravi che glielo chiedono, ma si fa una risatina, dici io non te la dico la formazione eccetera eccetera, ma per non ritornare sul discorso Gulam che è da considerarsi purtroppo infortunato. Che Milan ti aspetti? Ovviamente io mi aspetto il Milan di questi 2 anni, perché poi al di là delle difficoltà ultime che ha dimostrato il Milan, e va bene, le abbiamo anche viste, poi alla fine l'hanno recuperata pure in extremis l'ultima partita. Spalletti sottolinea il percorso di questi ultimi 2 anni, il percorso fatto da Pioli, le cose insegnate che sono rimaste in tutti i giocatori. Vedete il percorso, si fa un percorso e quindi poi lo confermi e ti arrivano davanti, devi sempre considerare che ti sono arrivati davanti. E poi però Spalletti dice una cosa maradoniana che Guido ci ricorda sempre, come Maradona lui dice io però non è che voglio giocare contro una squadra in difficoltà, io voglio giocare con la squadra al massimo del suo livello proprio per dimostrare che siamo all'altezza di queste sfide eccetera eccetera, se no parliamo a fa, non è che io voglio incontrare una squadra con grandi defezioni per approfittarne, devono essere al massimo e noi possiamo dimostrare contro una squadra al massimo che ce la facciamo e che possiamo dire la nostra. Ed è qui che il Vesuvio non deve essere una cartolina. A Rossa il Vesuvio sta dall'altra parte, il Vesuvio sta. Iscrivetevi al canale. Vabbè, ma pure. Vabbè, sì. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Completamente. Sì, beh, il Vesuvio sta qua e non deve essere, ma deve essere dentro di noi quelle corse, quelle cose, l'impegno assoluto. E lasciate il like, lo dice Spalletti ad un certo punto della conferenza, dice ma voi non lasciate il like sul Caffè Napoli 1926, non lo so, vabbè, pubblicità. Dopodiché gli si chiede anche di Insigne e l'intervista che ha avuto Insigne, insomma così, dove lui, la cosa che più è stata sottolineata dai vari blog, dice io ho il carattere mio, molto spesso i tifosi del Napoli non mi hanno capito, alcuni lo prendono per superbia, ma è semplicemente un meccanismo di difesa eccetera eccetera, e vabbè lo sappiamo che Insigne è così, però Spalletti dice Insigne è un buon capitano. Prendetela come la dovete prendere, Insigne è un buon capitano e mi ha confermato quello che uno si poteva aspettare dall'esterno. Poi ci fa capire che lui avrebbe voluto giocarla addirittura tutta contro l'Empoli, ma dice è un errore mio anche avergli fatto fare 70 minuti. Qua noi dovremmo approfondire, perché secondo me un po' tra le varie sostituzioni che Spalletti ha fatto Insigne dall'inizio della stagione, il fatto che Insigne vuole giocarle tutte, lo sapete come ci tiene a rimanere in campo fino alla fine e potrebbe essere un problema. Però se pure non stai bene fisicamente e non puoi dare il massimo alla squadra, è meglio che cedi il passo. Cioè essere capitano, il voler esserci sempre fino alla fine, non è detto che fai il bene della squadra. Mi rivolgo a capitano che con grande sacrificio magari rischi anche di infortunarti di più e lo apprezziamo, però se non stai bene è meglio un altro che completa l'11 con più freschezza e con più possibilità nelle gambe. Questo lo deve capire Spalletti, e credo che questa è la missione di Spalletti. Dice sì, apprezzo che Insigne la voleva giocare tutto, ma poi devo decidere io e devo capire
che Insigne, se non hai 70 minuti nelle gambe, anche se ne fa 30 è capace che non li fa bene, quindi meglio un altro se ce l'hai, sempre che se ce l'hai. E quindi questo è il discorso di Insigne con l'Empoli. Dopodiché il Napoli ha avuto un volume di gioco anche in queste partite perse, però alcune scelte, parla Spalletti, alcune scelte sbagliate, e qua richiama un po' di responsabilità ai giocatori dopo essersi preso la responsabilità di non essere in panchina per l'espulsione e per la squalifica. Alcune scelte le hanno sbagliate i giocatori, abbiamo perso troppe palle, cioè che poi siamo stati costretti a rincorrerle, e quindi alcune scelte è giusto che anche i giocatori si prendano le proprie responsabilità. E poi dice Spalletti in chiusura, dice: noi dobbiamo giocare e io devo allenare come se fossimo sempre giocatori del Napoli, è come se lo fossimo per sempre, cioè l'attaccamento alla maglia, quel fare quella rincorsa in più, come hai detto tu, questo è il contratto della mia vita da sempre e per sempre, e lì poi dai tutto veramente. E questa non è male come discorso, nel senso che lo sappiamo che alcuni giocatori hanno l'intenzione di cambiare aria, eccetera eccetera, ed è legittimo, noi conosciamo il calcio moderno, non è che ci aspettiamo 11 bandiere. Però se lo vuoi fare, fai finta, ingannati mentalmente, questa è la maglia della mia vita, è lì che poi ti arrivano pure le offerte. Questo è pure un consiglio che do io ai giocatori. Se volete essere chiamati dai vari top club, dovete tranquillamente fare di più e pensare come se questa è la squadra tua della vita, è proprio così. E poi Spalletti ci ricorda che siamo in credito con gli episodi, e questo non c'è dubbio, ma bisogna dare di più, bisogna avere 2 lauree nelle intenzioni, perché come abbiamo spesso detto qui, serve un po' di mazzo, ma te la devi andare anche a cercare la fortuna. Con l'Ambrabam andiamo a vedere, è facile dirlo, è presto detto, io per sfizio di cane, di caso, ce lo metto qua un Gulam per buona sorte, ma non credo. Io posso ipotizzare Malquit, Rachmani, Juan Jesus e Di Lorenzo adattato a sinistra. Voi mi fate sapere nei commenti, adattereste Di Lorenzo a sinistra? Perdi la sua spinta e l'affidabilità da questa parte, anche la difesa, perché c'ha più difesa di Malquit, o Malquit a sinistra qua? Non credo di buttare nella mischia Zanoli, che torna pure dal Covid, quindi sarebbe un'ulteriore difficoltà. Gulam lo teniamo presente, ma veramente è difficile. In panchina per i centrali non ve n'è, quindi io ipotizzo un Costanzo convocato, se sta bene il ragazzino. Demme potrebbe essere confermato con Anghissà sotto dal punto di vista della mediana. Lobotka potrebbe aver recuperato, ma anche lui viene e quindi lo immaginiamo in panchina. Poi qui abbiamo un po' di scelta. Un Zielinski, visto che Insigne non è convocato, come Fabian, come Osimhen, come Koulibaly, eccetera eccetera. Un Elmas potrebbe partire in questa zona che Spalletti ce l'ha fatto vedere spesso. Zielinski da questa parte, un ass potrebbe essere il suo sostituto naturale. Lozano Politano, questa volta potrebbe avere una chance Politano, io gliela darei una chance dall'inizio. Lo stesso Lozano può partire a sinistra da questa parte, e Mertens parte in vantaggio per una maglia da titolare su Petagna. E ovviamente nel secondo tempo, quando ne sono 1, 2, 3, 4 e 5, considerando Gulam, Zanoli, così 4 sostituzioni, ultimamente ne stiamo vedendo 4, non ne stiamo nemmeno vedendo 5, quindi voi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate. Siamo già in vigilia, io devo faticare, un periodo proprio buono dove sto faticando assai, si dorme poco, ma è proprio la vita che ho scelto, quindi sono contentissimo. E voi rimanete sempre in contatto con tutte le cose belline, se mi scrivete, se manca un video, voi tranquillamente mi potete scrivere dove sapete, e comunque io non è che vi ignoro assolutamente, anzi ringrazio tutti quelli che a mano mi stanno raggiungendo anche sugli altri social, sulle altre piattaforme. Siete bellini, siete la mia community, siete la mia seconda famiglia, quasi prima, diciamo la verità, quasi prima, ma poi mamma si piglia collera da New York. Valerio Fluido è tutto, siamo fiduciosi per la partita con il Milan. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.